Buongiorno, un caro saluto a tutti quanti voi. Sono dispiaciuta di non essere lì. Lo dico soprattutto a te, caro Emanuele. Vorrei tanto sentire come presenti questo piccolo grande libro che mi interroga su tanti aspetti fondamentali della nostra vita e sui quali mi soffermo poco, troppo poco. Io credo che questo libro, che è una sorta di compendio di quella che è l'essenza di quello che siamo, della vita, di quello che affrontiamo, difatti si trovano parole come identità, differenza, verità, libertà, scelta, coerenza, eh, i gruppi di scelte come demoni. Ecco la scelta. Ma quando tu parli di scelta originaria, mi riecheggia un po' nella mente il mito di la scelta originaria di Platone che poi determina, una volta che l'anima ha scelto che vita farà, un po' conseguentemente quella che sarà poi effettivamente la sua vita. Noi non pensiamo più, non ci soffermiamo più su queste cose, siamo travolti da una vita fatta di concretezze e quasi che il pensiero, secondo noi, non avesse così importanza. Travolti, no, da questa società che, come diceva Bauman, ci costringe a correre come su una lastra di ghiaccio che si ferma, è perduto, sprofonda nell'acqua gelata. E invece questo tuo libro ci dice: fermatevi un attimo, pensate, riflettete e poi forse si riprenderà un discorso interrotto che ci serve per vivere. La libertà, un'altra parola, lo dici all'inizio, no? 70 anni in cui mai come prima si è parlato di libertà. Eh, C'è un vero e proprio culto della libertà come non si era mai visto prima. Ma di cosa parliamo noi quando parliamo di libertà? L'inganno della libertà, dice il titolo. E allora forse, chissà, forse avevano ragione gli antichi filosofi quando la libertà era più autodeterminazione ed era una libertà quindi completamente diversa da come la intendiamo noi. Per noi è forse soprattutto essere liberi di fare una scelta diversa. Libertà, difatti, dici la libertà dei popoli, ma la libertà per un gruppo di persone, la libertà per gli animali, per la collettività, ecco, ma è vera libertà. Ci sono cose che stuzzicano, mi metti anche in crisi perché come al tuo solito affronti le cose da un'ottica completamente diversa rispetto a delle cose che io pensavo dei punti fermi, delle certezze, no? Il diritto naturale. Io sono un amante di Antigone, per me Antigone ha sempre rappresentato il punto di partenza della nostra civiltà, quando Antigone va dallo zio Creonte e dice: caro zio, le tue leggi per me non sono, non possono essere rispettate, io non la posso rispettare la tua legge, per quanto sia legge di re, perché c'è una legge più importante scritta nel mio cuore che mi impone di dare sepoltura a mio fratello, e se questo mi porterà ad affrontare la morte, per quanto ingiusta, per quanto tragica, io l'affronterò perché questa legge viene prima della tua. Ecco, mi piacerebbe capire come invece affronti questo tema, no? Il diritto naturale, il libero arbitrio. Ecco, tu ci scombussoli, ci fai, come dire, traballare le nostre certezze, ci costringi a pensare e a vedere le cose da un punto di vista diverso. Però non sfuggirai perché so che c'è un prossimo appuntamento a cui invece io potrò partecipare e quindi potrò sentire dalla tua voce, potrò farti tante belle domande. Per il momento io ti ringrazio per questo libro, che è un libro che sembra piccolo, snello, poco più di un centinaio di pagine, ma molto, molto importante, che racchiude
un po' il senso della vita che ci aiuta, io penso ci può dare una mano per ritrovare il senso della nostra vita, per ritrovare il bandolo della matassa in questi tempi che sono davvero difficili. Io sono stata proprio oggi, che sarebbe ieri per voi, ad un convegno organizzato dagli esuli, da un'associazione di esuli venezuelani. Erano delle donne perché questa tragedia, questo dramma che sta vivendo il Venezuela è vissuto e portato avanti in modo speciale dalle donne e parlavano anche loro di libertà in un modo meno filosofico e più concreto. E l'ultimo messaggio che ci hanno dato, il messaggio con cui hanno chiuso questo convegno è stato proprio questo: non pensate mai qui in Italia che la libertà sia una qualche cosa di acquisito, un qualche cosa di messo in sicurezza. Guardate a quello che è capitato al Venezuela, un paese che era ricco, un paese che era prospero e che da decenni oramai invece vive completamente senza libertà, senza la libertà nemmeno per queste donne che abbiamo incontrato e soprattutto per le donne che erano state intervistate lì in Venezuela, nemmeno la libertà di dare da mangiare ogni giorno ai propri bambini, ai propri figli. Un monito concreto, un monito pesante. E con questo libro, io credo, noi possiamo anche trovare le risposte perché tutti quanti noi ci sentiamo impegnati in prima linea per difendere questa libertà, per trovare questa libertà, per capire davvero che cosa voglia dire libertà, che cosa voglia dire difendere quella che è la natura dell'essere umano, che in questa epoca, in tante forme diverse, dal Venezuela all'Italia, è messa in discussione. Buon lavoro, buona giornata e a presto.